Ciao, tutto a posto? Ascolta, mi senti? Ti sento? Riesci a sentirmi? Sì, ti Mi sento. vedi? Secondo me Ok. sei un po' in Tu come va? Tutto ritardo. bene? Ti Senti, dirò, è sì, dalle elementari che io... fai sta battuta di merda. Oh, non si può neanche fare una battuta con te. Non lo so, comunque tra 10 minuti inizia Masterchef e quindi niente, sono un po' in hype, diciamo. Cioè, tipo la Ascolta, finale. mi è venuto un dubbio. Non Che? è che tra tipo 10 minuti siamo in live su Casa Shakespeare? In che senso? Lunedì noi siamo lunedì in live, vai tranquillo. Eh, è oggi. In che senso è oggi? Cosa stai dicendo? Dai, per favore. Mi Fai un fai sempre respiro. cagare addosso. È oggi. È oggi. Siamo appena Sì. entrati in casa Shakespeare, ci mandano via subito. Stai tranquillo. Guarda la Stai mail, guarda la tranquillo, mail. cioè, mi dici 10 minuti prima che dobbiamo andare in live, cioè, non lo so. Mi hai mandato il Quale copione almeno. copione? Sulla mail, guarda. Va Due bene, va bene. gentiluomini a Verona. Che Ce stupido che l'hai? sei. Due gentiluomini, scena prima atto primo, quella lì? Sì, esatto, esatto. Allora, ascolta, Adesso me lo devi qui, mandare. sì, adesso. E adesso ti dico anche la trama, ce l'ho qua con Sì, Google. meglio Ascoltami, perché... stai attento. Ascoltami e prendi nota, mi raccomando. Due gentiluomini, chi sono questi due gentiluomini? Da una parte Valentino, dall'altra parte Proteo. Entrambi, come dice il titolo, sono di Verona. Fin qui è E tutto chiaro, mi sembra. questi sono i due che interpreteremo noi, giusto? No, ma lì ci arriviamo, con calma. Allora, cosa succede? Valentino parte da Verona e va fino a Milano. Una volta a Milano, Valentino conosce Ma, Silvia e ma si innamora a di Milano, Silvia. a Milano ci va Lentino. No, va con una velocità moderata. Comunque, il migliore amico di Valentino, Proteo, Sì. anche lui va a Milano da Verona. Mm. Quindi raggiunge Valentino e Silvia e anche lui, dopo aver conosciuto Silvia, va pazzo, si innamora, vai a capirlo. Poi cosa succede? Il problema c'è perché Proteo è fidanzato a Verona con Giulia. Sì, è un po' un beautiful, come al solito. Comunque, cosa succede? Mm. Praticamente anche Giulia decide di raggiungere Proteo e Valentino a Milano e nel farlo si traveste da uomo, fa un po' sta roba Ma che non ho non è mai una, ben non è una capito. cosa strana quella. Fare il travestito al contrario? Sì, è una roba che al tempo del teatro elisabettiano facevano spesso in realtà. Perché ti spiego, non potevano avere donne sul palco, perché semplicemente le donne al tempo non avevano abbastanza dignità, immagino, o diritti per Mm. fare anche gli attori, e per cui non le assumeva nessuno. Quindi i personaggi femminili spesso venivano fatti travestire da uomo per facilitare l'interpretazione agli attori uomini che dovevano interpretarle. Quindi, Ah, ok, adesso è un po' più chiaro. Comunque, ecco, lei fa questa cosa qui un po' bizzarra, ma tagliamo al finale. mm, Proteo rapisce Silvia, la porta nella foresta, vorrebbe violentarla, diciamo, vorrebbe violentarla. Arriva Valentino, che insomma tenterà di impedirglielo. Insomma. Il punto è che qui si scopre una cosa molto importante, mm. ovvero che Proteo in realtà lui non era interessato a Silvia. Proteo voleva Silvia perché la voleva Valentino, era come il frutto proibito, quello che non poteva avere, quindi il desiderio ti aumenta a quel punto, è una cosa, sei tutto un fuoco. Quello era l'unico motivo. Lo scopriamo perché nella foresta Valentino decide di dargliela, nel senso, gliela concede, ma sì, a me non Ma ho voglia, Silvia. dargliela, chi è che la dà? Chi? La donna, Valentino a Proteo. Valentino No, la dà vabbè, allora proprio? adesso no, devi prendermi come al tempo si diceva così. Poi non è che adesso tu fai le battute, la dà perché intendi un'altra cosa. No, la donna Vuole intendo. anche Si dà fare una una donna battuta? perché è una Ok. donna. In Shakespeare è un oggetto, oggettivamente. No, Quindi, ma infatti, ma cosa fa? scusami, cioè, se la passano, no, non la voglio, no, tienila tu, no, guarda pure tu, che cos'è, una porcellana? Quindi che cazzo ne so.
Cosa succede? Lui gli dice, prendi, l'altro fa, ma sai cosa? No, mi fa schifo all'improvviso, quindi no, torno da Giulia. Ed è vero, torna da Giulia. Fine. Ok, va bene. Grazie al cielo non hanno fatto il sequel, perché ti giuro. Comunque, l'importante Cioè, è è che... beautiful, ok. Esattamente la stessa trama. Ascolta, adesso, se tu vai al nostro dialogo, che è l'unica cosa che in realtà ci interessa di tutto ciò, Ok, sì, lo sto noterai... guardando. C'è Proteo, con cui sei familiare perché te l'ho spiegato da Dio, Proteo. E poi c'è un altro personaggio che è Svelto. Svelto, Lo vedi? svelto tipo detersivo. Ma che scatole, dai, ridi un po'. Ma uffa. Vabbè, Sì, tra l'altro Svelto è un po' come te in effetti. Cioè, sì? anche lui fa un sacco di battutacce. Perché devi capire, è un po' la figura del servo, ma non il servo Mi stai sottomesso, o paragonando a un meglio, è cervo? Grazie. sottomesso. Grazie. Ah, non è Sì, ma sotto... ci Cioè, arrivo. tipo lo Zanni, tipo quello che in Esatto. Italia era lo Zanni. Spiega. Come dirlo in poche parole. Lo Zanni era l'antenato di Arlecchino, per capirsi, ok? Quel servo che all'inizio era anche stupido e di parte nella trama. Poi andando avanti con il tempo si è sempre di più affermato anche come protagonista, come appunto Arlecchino, arrivando a avere, anche a non sottomettersi più, a essere più arguto, cercare di prendere in È giro quello, esattamente. Ti insegno, direi che ci siamo. Quindi, vuoi provarlo tu? Direi che ne sai più di me. Non lo so, cioè, ha proprio poche battute Svelto, non lo so. Ma dai, quante volte ce lo siamo sentiti dire, eh? Non esistono piccole parti, solo piccoli attori. Perfetto, quindi tu che sei un piccolo attore potresti fare la piccola parte. Sì, potrei anche non farla, infatti la farai tu. Quindi, Ma dai, ma solo perché vuoi ci avere la sei? parte più grossa, dai. Cioè, non è che poi hai i Non è favoritismi da vero. scrivano. Sì, che se... Dai, è sempre così. Ascolta, No, lo ammetti adesso lo ammetti. io non ho Cioè, favoritismi di alcun tipo, quindi questa cosa e anche le voci che faccio favori, le mandiamo da un'altra parte, ok? Anche perché non è assolutamente vero. vabbè, ho capito, bisogna portare Ci pazienza. siamo? Dai, Allora, adesso iniziamo sta cosa. io provo Io Svelto allora. pensavo, ma sì, dai, è apposta per te. Fammi un sorrisetto almeno. Dai, vuci vuci vu. Ma vai incazzato. Dammi un bacino qua. Dove vuoi? Quale Va qua? bene, Questa qua. ok, sì, ok. Dai, qua. Bacino, bacino. Dammi un bacino. Vergognati, per favore. Dai, facciamo sta prova prima che Vabbè, arrivi su di mano, per favore, per fortuna è in ritardissimo. sì, Sono le 7:09, sì, deve non so ancora cosa. arrivare, ma dove è finito quell'uomo? Ma ti Vabbè, immagini se tipo, vabbè, niente, se ci sta tranquillo, sentendo, fortuna vabbè, che ci, siamo ci tra di manda via noi. subito. Vabbè, Esatto. ok. Che scelta. Allora, io pensavo di fare una cosa di questo tipo. Prima dobbiamo trovare un modo per entrare nel dialogo, quindi ci mettiamo un intermezzo, qualcosa prima, non so. Vabbè, tu Mm. inizia, di pure quello che vuoi, attualizzalo, immagino, perché io del tempo non so nulla, figurati. Quindi, Ah, fai un po' sì, che... cazzo. Io vado in bagno un attimo, tu inizia pure, va bene? Poi mi attacco io. Ok, vai a fare... Ok, abbiamo capito cosa fai. Vabbè, dai. Metodo, 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 metodo. Sono un vero attore, sono un attore. C'è nessuno? Yuhu! No, che non c'è nessuno. E adesso mi dedico a me. Allora, donzelle con le caviglie esposte. Ma no, non facciamo i bambini. Donzelle con le caviglie espostissimissime. Vediamo un po' cosa ci esce adesso. La 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 la. Ma siamo uomini di qualità.
Salute a voi, Sir Proteo. Oh, cazzo. Salute a voi. Ho interrotto qualcosa? Sì, trading online, brainstorming, parole in inglese. No, perché vedo che in chat ha scritto caviglie espostis. Cosa? Perché Sì, scrive in chat? è un termine del trading mondiale. Sai, quando la borsa va retta, c'è un sacco di esattori fiscali che in realtà comprano il petrolio prima, perché nessuno gliel'ha detto dopo. E allora giusto. cosa dicono? Caviglie esposte, è un po' un termine. Non ne capisco non mi io aspetto che tu niente, capisca. sì, Esatto. fate voi. Suonerà Piuttosto, come una supercazzola. siete da solo in ufficio? Oddio, spero di sì, perché c'è qualcuno. No, non c'è nessuno. No, sono da solo. Perché cercavo il mio padrone, se l'avesse visto da qualche parte. Devo riferirgli Ah, sì, l'ho visto. È partito un attimo fa. Si imbarca per Milano. Scommetto 20-1 che è già salito a bordo. E a farmelo scappare sono stato un balordo. Sicuro. Anche una pecora si rende latitante se il suo padrone la lascia, sia pure un solo istante. Volete dire che io sono un pecorone e il mio padrone è un pecoraio? Esatto. Allora, che io sia vigile oppure dormiglione, le corna sono mie quanto del mio padrone. Risposta sciocca, ben degna d'un montone. Questo prova che io sono sempre un pecorone. Giusto? E il tuo padrone è un pecoraio. No, questo posso negarlo a fil di logica. Sarà difficile che a fil di logica non sia io a provarlo. Il pecoraio corre appresso alla pecora, non la pecora al pecoraio. Io invece, che nella metafora sono la pecora, corro appresso al mio padrone, non è il padrone che corre appresso a me. La onde, che è una parola l'ho cercata prima su Wikipedia, vuol dire tipo quindi, la onde io non sono un pecorone. Ascolta, facciamo così. Provo a farti un disegnino. Un disegno, che magari poi ti è più chiara la storia. Fate. Allora, devi stare bene attento. Se prendiamo caso, c'erano delle donnine, cambiamo pagina. Questa è la pecora, no? Ok? Scusate, non riesco pecora... a vedere la vostra pecora. Ah, quella Che pecore ci sono a casa vostra, signore? Va bene. E queste sono le pecore come ce l'hanno insegnate all'Accademia dell'Arte, se permetti. Anche perché la tecnica, vabbè, non so neanche spiegartela, però parti dal centro, fai i raggi per ogni Io sono arco. stato bocciato 2 anni, non ho diritto di parola, quindi fate pure. Qui c'è l'arto della faccia. Vabbè, comunque, non sto a spiegartelo. E la pecora, comunque, per tenere il pascolo, va dietro al pastore. Cioè, questo è il pastore adesso. Quindi, oddio, no, comunque... state attento, non muovetevi, c'è un pastore nella vostra stanza. Ah, no, vai tranquillo, è la tecnica del realismo, è cattura l'occhio, perché è come riproduce le spezzeline. Ma perché... Ma sì, ma se fossi Michelangelo avresti capito. Comunque, il padrone quando ha fame, e adesso faccio il padrone quando ha fame, questo qui, vedi, si tiene la pancia, ha strafame. Non va dietro alla pecora, non avrebbe senso. Tu stai dietro al tuo padrone per via della paga, ma non è lui che sta dietro a te. Le ponde, com'era la sponde? La onde. Quindi, la onde, già, grazie. Quindi, tu sei un pecorone. Un'altra dimostrazione come questa e mi metto a belare. Dammi retta, ti dico, piuttosto. Vieni più vicino. L'hai mica consegnata la mia lettera a Giulia? Oh sì, pecorone sperduto qui, che vogliamo fare le metaforone,
L'ho consegnata la lettera a lei, pecorella smarrita. Ma lei, pecorella smarrita, a me, pecorone sperduto, non ha dato nulla in cambio di tale servizio. Non so se mi spiego. Non c'è pascolo che basti per un gregge così numeroso. Oh, se il pascolo è troppo sfruttato, sarà bene sbatter fuori lei. Sei fuori strada, bello. Sarà meglio sbatter dentro te? Dai, su via, sbatter dentro me per aver consegnato una lettera, dai. Non è che ci siamo capiti, eh. Cioè, dentro uno stabbio, un ovile. Ma la cronologia, Ma un ovile o uno vile? Avete voglia di girare la frittata voi, eh? Un compenso 3 volte vile per una lettera alla donna amata. Ma lei ti ha detto qualcosa? Cioè, sì. Ah, sì, no? Insomma, ah, sì, no, cosa? Vi sbagliate, signore. Io vi dico che lei ha scosso il capo, voi mi chiedete, ha detto sì, e io vi rispondo no. Il che a tirar le somme equivale a Sì? sì, No, no, cioè... asino. No, dai. Giacché vi siete preso la briga di tirare le somme, il totale spetta a voi. No. Aspetta a te, che hai recapitato la lettera. Va bene, ho capito. Occorre portare pazienza. Cos'è che occorre portare? Oh, ma come osi? No, Ma lo occorre sai chi sono io? Ma lo sai chi è mio padre? portare la lettera. La lettera occorre portare, che ho recapitato come di dovere, solo per sentirmi dare dell'asino per il mio disturbo. Dannato, se non hai la battuta facile. Non è abbastanza facile da indurvi ad aprire il conto in banca. Via, fuori le notizie e alla svelta. Che cosa t'ha detto? Beh, fuori le notizie e fuori l'IBAN, denaro contro notizie, insomma, ci sentiremo tutte e due più leggeri, immagino, no? Io che devo fare? Vabbè, ce l'hai la PayPal? Non lo so. Sì, certo. Va bene. Sì, adesso non ti eccitare troppo, insomma, un po' di contegno. Va bene. Okay. Mi è arrivata la notifica. Ti è arrivata, festa, sì. Facciamo dopo, ok. Va bene. Adesso me lo dici, per favore. Che risposta ti ha dato? In cuor mio, signore, credo che la conquista sarà tutt'altro che semplice. Perché? Da cosa lo percepisci? Vede, lei a me non ha favorito nemmeno l'ombra di €1, un buono pasto, una pizza, un sorriso per averle consegnato il vostro cuore. E se è stata così dura con me, non immagino quanto possa essere dura con voi, che gliel'avete messo a nudo il vostro cuore. Date retta a me, non datele altri pegni che selci, quella lì è dura come l'acciaio. Non me la dà. Ma cosa ti ha detto? Proprio nulla. Nulla, nemmeno un prendi per il disturbo, questo voucher, questo niente di niente. E grazie a voi, tra l'altro, grazie a voi mi avete assoldato per un soldone, grazie mille. Se tanto mi dà tanto, non so se mi spiego, le lettere d'ora in poi consegnatevele da solo. E così vi raccomando al mio padrone. Vado a staccare internet, onde evitare altri incontri piacevoli. No. Arrivederci. Ti conviene. Dai, ciao. Vai via.
Sparisci. Ciao ciao. Ah, e salva la tua nave dal naufragio. Non può volare a picco con te a bordo. Il tuo destino è a terra. Una morte secca. Dovrò trovarmi un corriere un po' migliore. Che Giulia reagirà con sdegno a versi inviati da un messo così degno. Oh, ma che è? Fantastica sta rima qua. No, vabbè, sono troppo un figo. Aspetta un attimo che la scrivo. Allora, WordPad, cara Giulia. Notifica. Cos'è? Caviglie calde a 5 km da te. Ma cos'è 1 chilometro? Buongiorno a tutti, scusate il ritardo, siamo qui per il solito appuntamento dal vivo, Casa Shakespeare, io resto a casa Shakespeare per una bellissima serata, ancora all'incontro di una nuova opera di William Shakespeare, sì, 400 anni fa, anzi all'inizio della sua carriera. Stiamo per presentarvi Due gentiluomini di Verona nel nostro format che va a studiare le modalità per le quali lo streaming diventa uno strumento, no? Uno strumento per entrare in contatto e mettersi in relazione. Come vedete sotto stanno scorrendo le didascalie, c'è la donazione a PayPal.me/Casa Shakespeare, mi raccomando, è un aiuto. Il nostro lavoro in questo momento ha bisogno del sostegno di una società che crede che il teatro possa diventare uno strumento indiretto per il suo benessere, ma qualche volta anche diretto. Eccoci qui, allora appare anche la didascalia, vedo che ci sono molti amici che si sono messi in contatto. Ciao Licia, ciao Licia, ciao, sì, è oggi, certo, è oggi, tutti i giorni naturalmente, ci mancherebbe, assolutamente, siamo qui presenti, grazie di esserci anche te. Eccoli là, duo incredibile, sì, stiamo per presentare un duo incredibile che si esibirà, pensate, io ho creato questa opportunità, diciamo, per i 20 interpreti, mettendo assieme delle coppie, è venuta fuori una coppia particolare, una coppia che, come dice Andrea De Manico, lavora con metodo, sì, assolutamente, eccolo qua, bravi, si fa strada. Vabbè, no, in questo momento devo ancora presentarli, quindi adesso andremo a vederli, a conoscerli dal vivo. Allora, come dicevo, stiamo parlando dei Due gentiluomini di Verona, l'opera, una delle opere prime di Shakespeare, che Casa Shakespeare ha avuto il piacere di mettere in scena, pensate, nel 2016, in quel fantastico anno che era il 400° shakespeariano, con il nostro progetto, e saluto Ornella Naccari, che era coproduttrice di quella famosa cinquina, di quel Poker più uno, ovvero la messa in scena di tutte le opere shakespeariane ambientate in Veneto, e nel Lago di Garda, precisamente a Torri del Benaco, abbiamo messo in scena appunto i Due gentiluomini di Verona nel Castello Scaligero, anzi di Torre del Benaco. Insomma, uno spettacolo incredibile. Si lavora per crescere scrollandosi di dosso le ragnatele della didattica. Sì, esatto. E cosa c'è lì? Stavano recitando da 10 minuti. Ma chi? No, scusate un attimo. Stiamo... Cioè, io ero in ritardo effettivamente, ma loro adesso devo ancora metterli nello stream. Ma aspetta, fammi capire cosa sta succedendo. No, dai, va bene, Licia, sempre grazie di essere sempre con noi. Cos'è? Hai interrotto? No, cosa ho interrotto? Io, figurati, cioè, no, scusami, perdonami, sei te che mi stai interrompendo, adesso, per dirla proprio in maniera esplicita. Cioè, stiamo raccontando la solita diretta che cioè, tutti questi commenti dalle 7:01 che sono collegati. Giorgio, mi sa che eravamo in diretta.
Ciao Licia, sì, eravamo in diretta dalle 19. Oddio, che bello! Ciao ragazzi, ecco, loro sono Giovanni, eccolo qua, aspetta che vi faccio anche un primo piano. Giovanni, eccolo qui, e questo è Giorgio, eccolo qui. Sono i due giovani attori di Casa Shakespeare che nel presentare, nel raccontarci i due gentiluomini di Verona, hanno avuto questa bellissima idea di dire, beh, ma partiamo dal teatro nel teatro e andiamo a raccontare una situazione imprevista, no? Nella quale, cioè, mescoliamo un po' di quotidiano, un po' di quotidiano, un po' di testo shakespeariano, con l'adattamento, se non sbaglio, di Andrea De Manico. Sì. Io devo dire la verità, mi sono divertito, uno spasso, è stato uno spasso vedervi sia nella prima che nella seconda parte, ma a chi è venuta questa idea? Cioè, com'è è nata l'idea di raccontarlo così in rottura rispetto al solito? Posso arrogarmi l'idea? Chiedo a Giorgio. Ma questi protagonismi, va bene, Diciamo era più bello è dire stato un miscuglio delle due menti. È stato esatto. sì, ecco. Sì. Abbiamo attinto da altri artisti visti precedentemente in giro, abbiamo detto ma perché no? Oddio, adesso mi stanno venendo le battute. Abbiamo attinto Brass, vabbè, cioè come... Oddio, sto per essere contagiato. Sì, cominciamo ad andare sul pericolo. Guarda, lì ci ha detto basta, non metto più commenti. Invece c'è un bravi e un altro bravi anche di Andrea. Grazie. Oddio, è stato... allora, avete eseguito alla lettera poi le indicazioni che erano quelle di usare lo streaming come strumento di sperimentazione. L'idea secondo me è molto forte. Adesso poi magari c'è sempre il confronto, no? Col pubblico, con chi guarda da fuori, sicuramente spiazzante, ecco, ed è questo a me riempie di gioia solo per il fatto appunto che ci sia Licia è rimasta senza parole. Ma sono così giovani, Licia, i giovani sono così, capisci? Ci avete piacevolmente ubriacato. Gravi. Ha scritto invece che bravi, ha scritto gravi. Siete gravi, ragazzi. Siete gravi. Ubriacato per me. Bene. Ciao, grazie Paolo, grazie. Lo so che ci sostieni e grazie ancora. C'è un bravi, c'è ovviamente Igino che poi corregge. Però guarda, Igino, perdonami, secondo me questa è... Anche Gravi era giusto, anche Gravi non era sbagliato. Bravo. È la prima volta che mi congratulano per aver ubriacato qualcuno. Di solito mi arrestano, però buono sapersi. Oddio, bello, no, anche perché è una modalità, mi piace perché stiamo veramente, man mano che ci avviciniamo alle ultime repliche, stiamo veramente creando sempre qualcosa di nuovo, ed è interessante perché poi sarebbe, no, lo spunto della formazione, cioè prendo da quello che ho visto, lo faccio mio e poi creo qualcos'altro che possa nascere di diverso. Certo, ed è quello che uguale, uno va a vedersi un video, non va a vedere me. Esatto. Infatti io ci tengo ogni tanto a sottolineare che anche questo modo di fare, no, teatro in streaming, da qualcuno vituperato, è una nuova modalità. Non è prendere il teatro e proporlo. Aspetta, anzi, scusami, perdonatemi che mi faccio un primo piano. Cioè, teatro in streaming per noi non è prendere il teatro, la realizzazione in teatro e metterla dentro il video, perché questo è il video di uno spettacolo teatrale. Il teatro in streaming è un altro progetto, è qualcosa che mette in contemporanea una presenza, la distanza, la necessità di relazione senza, come dicevamo ieri, senza guardarci negli occhi, perché se voglio guardare negli occhi Giovanni non sto guardando la camera, quindi il mio sguardo è sdoppiato e falsato, e quindi diventa interessante studiarlo, e grazie davvero a tutti e due, perché è stata una lezione importantissima quella a cui abbiamo vissuto oggi. Grazie a te. Spero che naturalmente la trama, devo dire, sei stato, Giorgio,
esplicativo, anche perché, ribadiamo, una delle opere giovanili di Shakespeare con alcuni passaggi bellissimi, il monologo di Valentino su Silvia, che veramente ha un respiro poetico fantastico, però tutti i riferimenti che poi lui prende e renderà pieni in altre commedie. Mentre invece qui Sì, sta, sì. sta un po' sperimentando, un po' come facciamo noi, no? Si sta sperimentando, fa qualche cazzata onestamente, il finale con Proteo che arriva, prende Silvia, vuole violentarla, quell'altro no, cosa sta... vuol dire. Guarda, infatti il commento che viene a tutti quanti è il tuo, Giovanni, quello di dire, ma scusa, e questa era un pacco di qua e di là? Sì, anche Andrea De Manico, che ha fatto il nostro adattamento, si è trovato molto in difficoltà con questo testo, proprio perché drammaturgicamente, cioè, ti restituiva tutte le difficoltà di un autore talentuoso, ma ai primi passi. Va bene, cosa altro possiamo dire, ragazzi? Prego, vi lascio la parola. Io continuo a ridere, lo so, non dovrei assumere un atteggiamento più serioso, ma responsabilità. Esatto. Che più di ringraziare il nostro pubblico e invitarlo a continuare a seguirci, non so cosa dire io. Beh, io so cosa dire. Io non vedo l'ora di continuare questo fantastico progetto che abbiamo iniziato e di portarlo avanti soprattutto con dialoghi e scene insieme come questa qui, perché secondo me sono in grado di portare un valore aggiunto, perché è davvero un modo di essere vicini da lontano. Quindi apprezzo, ringrazio tutti, soprattutto il grande regista, che alla fine è nato tutto da lui, quindi bellissimo. Il pubblico per averci seguiti fin qui. Assolutamente. E allora prendo spunto per dire che noi domani annunceremo una novità. Scusa, oggi è così, continuiamo ad avere queste interruzioni. Questa è una chicca, mi è piaciuta la caviglia. Inizierò a pubblicarla in giro. Allora, dicevo, domani annunceremo un'importante novità per il 23 aprile, il 22 si concluderà questo percorso, domani il 21 è il penultimo appuntamento, abbiamo un testo, anche quello incredibile da tuffarcisi dentro, Antonio e Cleopatra, gli interpreti sono Sabrina Modenini e Francesco Martucci, vedremo come ci sorprenderanno anche loro nella loro adattamento, scrittura, riscrittura, interpretazione, quello che sarà, e appunto il 22 ci concluderemo con un estratto dell'Amleto, senza naturalmente la pretesa di raccontare tutta la complessità che c'ha quest'opera straordinaria. E quindi chiude il 23 questa seconda fase, il 22 scusate, il 23 apriremo con un'altra grande novità che fa seguito alle tue parole, Giorgio, cioè all'intenzione di continuare creando delle situazioni più complesse, più complete, con il giusto rispetto per un mezzo che stiamo conoscendo in questi giorni e che ci porteranno poi a qualcosa di molto più strutturato e che coinvolgerà tutti i 20 interpreti di casa Shakespeare. Ho fatto un bel discorso, Ok, dai, noi ci siamo. Intanto, guarda, altro complimento, bravi, disinvolti, grandi giovani. Lo so, Licia, è così, abbiamo dato spazio, ma diciamo abbiamo dato spazio a qualcuno che lo meritava, ecco, per intenderci. Va bene, noi allora ci salutiamo, l'appuntamento è per domani, sempre qui alle ore 19, non preoccupati perché alle 19 inizia, con Antonio e Cleopatra. Ricordo a tutti quanti che questi video vengono salvati poi sul canale YouTube di Casa Shakespeare, e quindi per chi fosse in ritardo naturalmente restano anche su Facebook, però stiamo costruendo un percorso nella pagina di Casa Shakespeare, nella YouTube di Casa Shakespeare, che va a raccontare questo periodo che con tutte le sue difficoltà e criticità ci sta dando però questa grande opportunità. Bene, e con questo salutiamo. Ciao Giovanni. Ciao a tutti. Ciao Giorgio. È stato un piacere. E ciao anche da me, io vi do appuntamento, ripeto, domani, sempre qui, sempre alle 19, andiamo a raccontare un'altra opera. E intanto ciao ai due gentiluomini di Verona.